La compagnia aerea britannica bolla la Calabria come terra di mafia e di terremoti. Costretti a lavorare per €1,50 l'ora, la Procura di Paola ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare. I carabinieri del reparto operativo di Cosenza hanno arrestato il comandante dei Vigili del Fuoco Massimo Kunderi per concussione. È falso. Distrutto da un incendio uno stabilimento balneare a Sellia Marina, la struttura era stata inaugurata una settimana fa. Ricerca internazionale dell'Unical per promuovere il turismo delle radici nel dopo Covid. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque ha suscitato davvero molto clamore lo spot di EasyJet che ha descritto la Calabria come terra di mafia e di terremoti. La compagnia aerea britannica alla fine si è scusata con tutti i calabresi, ma monta la polemica. Che sia chiaro, la Calabria è una zona sismica e l''ndrangheta c'è, è come se c'è, ma descrivere la nostra regione come una terra funestata dai terremoti e dall'attività mafiosa, tanto da scoraggiare i turisti, è quantomeno offensivo. E invece, sul sito della compagnia britannica low cost EasyJet, chi ha scritto la recensione sulla nostra regione per accompagnare un'offerta di volo, ha spiegato così le dinamiche turistiche calabresi, anzi ha utilizzato questi due elementi per invogliare, si fa per dire, i viaggiatori a recarsi in Calabria proprio perché terra abbandonata e deserta. Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, recita l'incipit del messaggio di EasyJet. E già, immaginate una settimana di vacanza resa unica e appunto vivace da qualche movimento tellurico e il rischio di un rapimento, in una regione che, continua, soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti, lasciando credere che ci si trovi in una sorta di Far West dove il turista sarà costretto a schivare i colpi di pistola o lupara, per non parlare dei terremoti che, facendo dovuti scongiuri, non fanno vittime in Calabria dal lontano 1908. È come se si dicesse di non andare in Campania perché il Vesuvio è eruttato nel 79 d.C. o a Milano per la peste bubbonica del 1630. Altra negatività della Calabria, secondo gli esperti di marketing che hanno curato la pagina di EasyJet, l'assenza di città iconiche come Roma e Venezia, capaci di attrarre i fan di Instagram. Vabbè, non ci saranno Roma e Venezia, ma di posti belli per fare un selfie ne abbiamo a bizzeffe. Insomma, si è trattato di un autogol clamoroso per la compagnia aerea che ha causato un moto di protesta da parte dei calabresi. Utenti social furibondi. La governatrice Santelli ha parlato di campagna dal sapore razzista, mentre il Codacons ha presentato un esposto in procura e all'antitrust. Fausto Orsomarso propone di valutare una richiesta di risarcimento. La compagnia si è scusata, ha rimosso il messaggio e ha annunciato l'apertura di una indagine interna. L'intento, scrivono, era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all'estero. Già, ne siamo consapevoli e il motivo è anche per i pregiudizi come quelli contenuti nella loro scheda informativa. Credo che la reazione più sensata sia stata quella di Giuseppe Provenzano, il ministro per la coesione e il Mezzogiorno, che ha detto alla EasyJet: chieda scusa alla Calabria e al paese, amen, e amen. Io non, come dire, queste rappresentazioni della Calabria come un inferno, ma allo stesso tempo la rappresentazione della Calabria come un paradiso, che è la reazione che si è scatenata sui social in queste ore, diciamo. Mi sembrano due rappresentazioni fuorvianti, francamente. Se proprio dovessimo usare questa metafora dantesca, io userei più la metafora della regione purgatorio, diciamo, che un po' va bene e un po' va male, diciamo. Sono brave persone e non brave persone, c'è la mafia, ma c'è tanta altra società non coinvolte nella mafia, c'è un buon mare e cattivo mare, c'è un buon amministratore e cattivo amministratore, diciamo. Non si può dire Calabria Covid free, diciamo, non sono, e anche queste sono rappresentazioni stereotipate e iperboliche che non funzionano. Certo, se quella campagna lì della EasyJet l'avesse fatta a livello toscano aveva un senso, questo il bello del brutto, diciamo, dietro quella pubblicità ci potrebbe essere questo: guardate che c'è un posto dove ha un certo fascino, una certa bellezza, una bruttezza. C'è una nicchia di turisti che probabilmente cercano questo, quindi sarebbe stata forse anche una utile provocazione, ma dette così è solo una stupidità a mio avviso, diciamo. E la Calabria è quella che è, la conosciamo, è un legno storto, è una sismica, sì, sicuramente, ma c'è tanto altro naturalmente, così come
come la Lucania. Certo, è un purgatorio un po' più vicino all'inferno nei tre gironi danteschi, diciamo, però diciamo, non è quello il messaggio. Avrei fatto più un messaggio rassicurante del fatto che se uno sa distinguere, trova degli ottimi posti in Calabria, delle belle città, no, altrettanto iconiche direi, perché ama l'archeologia, perché ama, diciamo, beh, a Sibere c'è la città perfetta ed è davvero un museo straordinario da visitare. Per esempio, è vero, ci sono tanti borghi, questo traspare anche dal messaggio esigenze, ci sono tanti borghi dove c'è una scarsa densità demografica e io la chiamerei così, la regione del silenzio, la regione del pensiero profondo, della meditazione, cioè in Calabria ci sono le fabbriche del silenzio. Ecco, questa, una pubblicità così mi piacerebbe moltissimo, diciamo. Ci sono i tre parchi per l'appunto citato e ci sono tanti luoghi del silenzio. Uno si può riconnettere con la natura, con il gusto del vivere, con i fiori, con il cinguettio degli uccelli. Ecco, questa è un'immagine, semmai pure un po' bucolica, quindi si può rappresentare in modo meno stereotipato la Calabria. La EasyJet ha fatto un errore clamoroso, ma lo stesso errore lo fanno quello che reagiscono in modo così inconsulto. Concussione e falso in atto pubblico sono le accuse nei confronti del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza Massimo Kunderi, arrestato oggi dai Carabinieri. Concussione e falso in atto pubblico. Accuse pesantissime pendono su Massimo Kunderi, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, arrestato questa mattina. Un procedimento coordinato dal procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo, nato dalla denuncia di un imprenditore dell'Interland cosentino, attivo nella commercializzazione di prodotti petroliferi, che ha riferito all'autorità giudiziaria di essere stato costretto a promettere e a consegnare al pubblico ufficiale somme di denaro per un totale di 11.000 euro per agevolare il rilascio delle autorizzazioni amministrative inerenti alla realizzazione di un impianto di rifornimento di GPL. I riscontri, eseguiti dai Carabinieri di Cosenza, guidati dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, hanno consentito di delineare un solido quadro accusatorio. La polizia giudiziaria ha monitorato l'ultima dazione di denaro da parte dell'imprenditore a Kunderi e ha proceduto al sequestro della somma. 2 settimane fa la sede provinciale dei Vigili del Fuoco era stata perquisita e da indagato il comandante Kunderi era stato trasferito al comando di Forlì Cesena in attesa di prendere servizio il 30 giugno in Sardegna. Ma nel corso delle indagini sono emersi altri gravi fatti penalmente rilevanti che sono oggetto di ulteriori indagini e lasciano pensare che non si sia trattato di un episodio isolato. Il dirigente dei Vigili del Fuoco è stato sospeso dal servizio, inevitabile l'accostamento all'altra storia che ha visto come protagonista in negativo un'autorità cittadina, l'ex prefetto Paola Galeone, arrestata nel mese di dicembre 2019 per aver intascato una bustarella da 700 euro da un'imprenditrice che aveva avvertito le forze dell'ordine. Caporalato ad Amantea, lavoratori del Bangladesh sottoposti a turni anche di 26 ore con una paga di 1,50 euro all'ora, costretti a mangiare a terra e sottoposti a condizioni disumane oltre che a minacce e ad insulti. 7 persone sono state arrestate oggi dalla polizia a termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Paola. È un'indagine che è nata dalla denuncia di 4 lavoratori che erano stanchi di subire abusi e soprusi all'interno dell'azienda presso la quale lavoravano. Grazie alla loro denuncia ci ha permesso di attivare subito questa indagine che abbiamo concluso in maniera celere, in pochissimi mesi, perché era necessario porre fine alle violenze e alle minacce che i lavoratori subivano. Il vicequestore Giuseppe Zanfini racconta i particolari dell'operazione denominata Uomini e Caporali, condotta dalla Polizia di Paola e coordinata dal procuratore Pierpaolo Bruni. Venivano trattati come bestie, così come è accaduto qualche settimana fa nella Sibaritide, gli extracomunitari provenienti dal Bangladesh, costretti a lavorare tantissime ore al giorno e a percepire una retribuzione davvero irrisoria. Ma non solo, addirittura nell'azienda agricola di Amantea venivano discriminati rispetto ai lavoratori locali e costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie, stipati in appartamenti di 70 metri quadrati con bagni rotti e inefficienti. Noi in circostanza abbiamo riscontrato che hanno lavorato per 26 ore consecutive a 30 euro al giorno, il che vuol dire poco più di 1,50 euro a ora. In più tra gli episodi che ci hanno particolarmente colpito il momento del pranzo era diverso tra gli italiani, dagli italiani agli stranieri. Gli italiani mangiavano a tavola, mentre gli stranieri, e quindi i nostri denuncianti, i bengalesi, mangiavano a terra o quando riuscivano utilizzavano le cassette
della frutta come tavolino. Per un'abitazione fatiscente all'interno della quale ci abitavano 7 persone, loro pagavano alcuni centinaia di euro a testa, sempre ai loro connazionali. 7 le persone arrestate, fra cui 5 imprenditori e altri 2 caporali stranieri che facevano da intermediari, riscuotevano il denaro e rivestivano una posizione di privilegio all'interno dell'azienda. Nel blitz effettuato alle prime luci di oggi, sequestrata l'azienda agricola del Tirreno Cosentino, gli indagati sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cittadini stranieri. Al di là della vicenda giudiziaria che avrà uno sbocco procedimentale e processuale teso ad accertare poi quale sia la verità, ciò che rileva in tutta questa vicenda è anche l'aspetto umano, la comunque necessità di una riflessione sulla condizione lavorativa appunto di alcuni lavoratori dipendenti, nel caso di specie di quelli oggetto di investigazione. Distrutto da un incendio uno stabilimento balneare a Sellia Marina, la struttura era stata inaugurata appena una settimana fa. Ecco quello che resta dell'incendio divampato a Sellia Marina sul lungomare che ha interessato uno stabilimento balneare. I vigili del fuoco hanno fatto il possibile per delimitare i danni, che sono comunque ingenti. Lo stabilimento era in attività da circa una settimana e i proprietari, nonostante l'emergenza Covid, avevano deciso per la riapertura. Per fortuna, quando le fiamme hanno avvolto la struttura, all'interno non c'erano persone e quindi si è scongiurata la tragedia. Secondo i primi accertamenti, la natura del rogo sarebbe accidentale, forse a causa di un cortocircuito, ma le indagini delle forze dell'ordine proseguono per stabilire l'esatta causa e restano al vaglio tutte le ipotesi. Non doveva succedere, specialmente in questo momento, perché già eravamo già partiti da 15 giorni, quindi è stata proprio una botta che siamo rimasti male. Comunque una sfida che tra 20 giorni ci vedremo di nuovo qua, tutti pronti a ripartire. Su questo non ci sono dubbi. La cosa bella che ho notato stamattina è che insieme a me ci sono tantissimi altri operatori balneari che come solidarietà stanno aiutando la famiglia Carcea e Maurizio a ripartire, a tirare fuori questa struttura e a ripiantarne un'altra, quindi con requisiti di sicurezza e pertanto io dico cerchiamo di dargli una mano tutti quanti, a tutti i nostri operatori della comunità di Sellia Marina perché lo meritano. 67 condanne e 95 assoluzioni è la sentenza emessa dal Tribunale di Locri al termine del processo scaturito dall'operazione Mandamento Ionico. 169 imputati, 95 assoluzioni, 8 non luogo a procedere, 66 condanne con pene che variano da 1 anno e mezzo a 30 anni. Si è chiuso così il processo di primo grado scaturito dall'operazione dei carabinieri denominata Mandamento Ionico. Ieri sera il Tribunale di Locri, presieduto dal dottor Fulvio Accurso, ha letto il dispositivo di sentenza che sostanzialmente riconosce l'esistenza della struttura denominata Mandamento, struttura che accoglie al suo interno tutte le locali di 'ndrangheta. Nella fattispecie le locali di molti paesi situati sulla costa ionica che vanno da Reggio Calabria a Monasterace. L'operazione Mandamento Ionico scattò nel luglio 2017, furono i carabinieri del reparto operativo speciale del comando provinciale ad indagare sui clan ionici scoprendo gli scempi commessi da boss e gregari tra Locride e area grecanica. L'inchiesta coordinata dalla Procura Antimafia di Reggio Calabria aveva avuto notevole risonanza mediatica proprio per le novità emerse relativamente alle nuove gerarchie della 'ndrangheta. Ricordiamo infatti che le cosche sono organizzate oltre che in ogni singolo paese anche in sovrastrutture. A Reggio e provincia ci sono 3 mandamenti, uno che è pertinente alla città capoluogo, il secondo nella Ionica, oggetto di questo processo, il terzo nella Tirrenica. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza. Adesso gli aggiornamenti sul coronavirus, c'è un nuovo caso di contagio in Calabria, è legato al focolaio di Palmi.
C'è un nuovo positivo al coronavirus in Calabria, sempre correlato al focolaio di Palmi. In un giorno sono stati effettuati 859 tamponi, i dati contenuti nel consueto bollettino della Regione. Nel dettaglio, ad oggi sono stati effettuati complessivamente 87.180 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.175, una in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 86.005. In totale sono 28 i casi positivi, così distribuiti a Catanzaro 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 177 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 431 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 254 guariti e 19 deceduti. A Crotone 112 guariti, 6 deceduti, mentre a Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.126. Gli effetti della pandemia sull'economia, la crisi è come un cigno nero, così il direttore di Banca Italia di Catanzaro Magarelli, che indica la strada per risollevare proprio l'economia calabrese. Il rapporto di Banca Italia non è stato mai roseo per la Calabria. La fotografia dell'economia della nostra regione non può che essere un'immagine sbiadita con qualche tocco di colore qui e lì che lascia intravedere soltanto una speranza di migliorare il quadro di un'area molto debole. Il Covid-19 non poteva certo migliorare la situazione e in effetti si registra un'ulteriore caduta del PIL, difficoltà enormi per le imprese, diminuzione del fatturato e calo della domanda interna. I settori più colpiti, quello dei servizi privati, i trasporti, il commercio non alimentare e il comparto alberghiero della ristorazione. È aumentato il fabbisogno di liquidità, ma la crisi attuale si innesta su un tessuto economico più forte rispetto al passato. Adesso la ripartenza dipenderà dalla durata dell'epidemia e dall'efficacia delle misure di contrasto all'emergenza. Ci sono degli elementi che lasciano ben sperare. Su cosa può puntare questa regione? Così come tutto il nostro Paese, può puntare su alcuni dei punti di forza più importanti. Prima di tutto la crescita del capitale umano. I giovani e le donne costituiscono una grande risorsa che può non solo essere un forte volano per la crescita e soprattutto un grande valore aggiunto per la nostra economia, ma può essere anche l'occasione per rendere meno diseguale il nostro mondo del lavoro. Un altro può essere proprio il dinamismo imprenditoriale. Tutti conosciamo le difficoltà del nostro tessuto economico e delle nostre imprese. Quello che ha caratterizzato la nascita delle piccole imprese, anche se dovuta ad alcune particolarissime condizioni, come quella della difficoltà di accesso, tra le altre, al lavoro subordinato, può essere invece un punto importante, soprattutto se accompagnato da investimenti che adesso sono di sopravvivenza nell'innovazione tecnologica, nell'innovazione organizzativa e nell'utilizzo di tutte le tecnologie più avanzate di produzione. E in ultimo, quello che ci dice l'articolo 9 della Costituzione, la salvaguardia del nostro patrimonio culturale, del nostro patrimonio territoriale, della nostra diversità, della nostra ricchezza, che può costituire un grande brand aggiuntivo. A Catanzaro sit-in organizzato dal Partito di Rifondazione Comunista per chiedere interventi per una Calabria più equa e solidale. Sono diverse le questioni ancora irrisolte in Calabria, le proposte di Rifondazione Comunista per superare la fase di crisi in questa regione, sanità, lavoro, trasporti, ambiente e turismo, i temi del piano di rilancio contenuti nel documento consegnato alla Presidente Santelli al termine del sit-in davanti alla cittadella regionale. Tra i problemi da affrontare quello della sanità. In Calabria noi abbiamo una sanità dove, tranne piccole eccellenze, siamo a livelli di sopravvivenza. Allora, e voglio solo, dato che vivo in provincia di Reggio Calabria, dire come sono ridotti gli ospedali di Locri e gli altri ospedali della provincia di Reggio Calabria che sono al disastro e la gente non si può più curare. Questa, siccome è un diritto costituzionale, la cura degli ammalati, la cura di tutti i cittadini. Diversi i punti del documento, come l'erogazione della cassa integrazione in deroga, finanziamenti immediati per le attività produttive e poi c'è la questione dei concorsi. Bisogna cercare
delle leggi speciali per sbloccare i concorsi pubblici negli enti locali, un sistema per dare lavoro, per dare produttività, per dare servizi e quindi complessivamente benessere alla comunità calabrese. La Calabria può puntare sul turismo delle radici, il progetto da alcuni anni portato avanti dall'Unical. Scoprire i monti della Sila, i paesaggi dai colori cangianti in primavera, gli stessi raccontati da un nonno partito per le Americhe e i nipoti che in Calabria non sono mai arrivati, far conoscere il mare e le coste calabresi a chi porta un nome che si tramanda ancora nei nostri paesi. Il progetto, che va avanti da oltre 2 anni, punta sul turismo delle radici e coinvolge, oltre all'Unical, altre prestigiose università italiane e internazionali. Il progetto si propone di studiare questo segmento turistico che è molto significativo per tutta l'Italia, considerati i flussi di migrazione in uscita che da sempre, anche oggi, interessano la nostra nazione, ma in particolare il sud. È un segmento che è in continua crescita e considerate che i discendenti degli emigrati italiani nel mondo sono stimati fra i 60 e gli 80 milioni, quindi queste sono persone interessate a tornare in Calabria, nella loro patria di origine, a tornare in vacanza nella loro patria di origine, e quindi sono dei turisti particolarmente importanti come segmento, come dimensione, ma anche come tipologia. E li abbiamo studiati per capire se si tratta di una forma di turismo sostenibile, e sicuramente lo è dal punto di vista sociale e culturale, perché sono persone che amano i luoghi e la gente che conoscono, che incontrano, che hanno una grande passione, che interagiscono al meglio con il territorio, che desiderano attraverso il viaggio anche rafforzare la propria identità. Quindi una forma di turismo sostenibile, oggi se ne parla tanto, ma questa lo è realmente. Sono persone che vogliono vivere come la gente del luogo, con loro, che hanno molte motivazioni e tanti interessi, non solo incontrare parenti, amici, ma anche visitare luoghi, acquistare beni, quindi anche dal punto di vista del made in può essere interessante, e che diventano dei veri e propri testimonial del luogo, lo promuovono a livello internazionale, quindi davvero una forma di turismo importante che noi abbiamo studiato attraverso una serie di indagini e che stiamo ancora studiando, andando a intervistare operatori turistici, turisti, ma anche il 50% degli amministratori pubblici calabresi, per capire qual è l'interesse e l'attenzione per questo fenomeno, se cresce, se ci sono servizi ad hoc, perché stiamo parlando di persone che hanno delle specifiche esigenze, dei bisogni particolari e che non possono essere confusi con i turisti in modo generico. Presentato a Villa Rendano il progetto per la riqualificazione del centro storico di Cosenza. Il progetto si chiama Giostra Vecchia, come uno degli antichi quartieri della città. A Cosenza, nella dimora storica di Villa Rendano, è stato presentato Giostra Vecchia, un ambizioso progetto di laboratorio urbano che mira a mettere in campo, nell'area urbana Cosenza Rende, azioni di riqualificazione del territorio e di trasformazione sociale. Un'operazione di rigenerazione urbana non può non tener conto delle comunità sulle quali incide. E così Giostra Vecchia parte da un'idea un po' visionaria della città di Cosenza. Ci siamo, come dire, abbandonati al sogno, abbiamo voluto abitare un sogno immaginando questa Cosenza del futuro, e lo abbiamo fatto provando a pensare a una comunità che si unisce, che si rafforza. Tutto quello che concepiremo insieme al Comitato Tecnico Scientifico verrà poi attuato attraverso dei gruppi di lavoro. Ne abbiamo già individuato alcuni: un centro di documentazione, un gruppo sulla progettualità creativa, sull'innovazione, sulla trasformazione sociale, anche sui vantaggi fiscali per interventi strutturali sugli immobili. Ecco, questi gruppi di lavoro porteranno nel centro storico delle azioni di rigenerazione. Giostra Vecchia, titolo particolarmente evocativo che rimanda all'idea del gioco, è un quartiere del centro storico di Cosenza ed è proprio dal cuore antico della città abruzia che inizierà il cammino del laboratorio urbano. Cominciamo da quello che noi tutti consideriamo il punto critico, strategico, la prospettiva del futuro di questa città, che è il recupero e la rivitalizzazione del centro storico.
I capitoli di questo volume, che noi pensiamo di molte pagine con molti capitoli, li scriveremo progressivamente nel tempo. Il progetto, fortemente voluto e interamente finanziato dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, si avvale del supporto di competenze tecniche e professionali di altissimo livello. L'adesione a questo progetto viene da tutte le espressioni più autorevoli, più rappresentative delle istituzioni, degli organismi professionali, delle associazioni di base, dell'università, delle scuole, cioè del mondo della cultura, dell'intelligenza e dell'arte. Adesso le ultime dalla borsa. Le borse europee chiudono in rialzo. Segnali positivi sul fronte macro con gli indici PMI preliminari di giugno in ripresa sia nell'area euro sia negli USA nonostante gli strascichi della crisi. A sostenere i listini contribuiscono anche le rassicurazioni del presidente americano sulla tenuta dell'accordo con la Cina. Intanto l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha aggiornato le stime sugli scambi commerciali globali del primo e del secondo trimestre di quest'anno, che evidenziano rispettivamente un calo del 3% e del 18,5%. Dinamiche che hanno momentaneamente messo in secondo piano i timori per l'incremento dei contagi del coronavirus in diversi stati americani e soprattutto in Brasile, mentre in Germania è scattato il lockdown nella regione del Mattatoio da cui è esploso un nuovo focolaio. A Milano il FTSE MIB archivia gli scambi in progresso dell'1,9%, tonico come il DAX di Francoforte a più 2,1%, il CAC 40 di Parigi a più 1,4%, l'Ibex 35 di Madrid a più 1,3%, il FTSE 100 di Londra a più 1,2%. Oltreoceano viaggiano positivi il Dow Jones a più 0,9%, l'S&P 500 a più 1% e il Nasdaq a più 1,2%. Sul Forex l'euro-dollaro si apprezza a 1,133, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si indebolisce a 106,4. Tra le materie prime restano in rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,1% a 43,6 dollari e il WTI a più 1,1% a 41,2 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si riduce a 166 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo all'1,26%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap spiccano FCA a più 5,8% in attesa del via libera al prestito da 6,3 miliardi, Exor a più 3,2% e Buzzi a più 3,2%. Grazie e buon proseguimento di serata. Adesso le previsioni del tempo. L'aria depressionaria che sta provocando l'instabilità di queste ultime ore nei prossimi giorni tenderà ad allontanarsi verso est e a colmarsi, riducendo quindi progressivamente l'intensità e la frequenza dei fenomeni sulla nostra regione, in un contesto termico che tenderà a permanere fresco sebbene in graduale rialzo. Domani al mattino sereno poco nuvoloso, poi durante le ore della giornata consueto aumento della nuvolosità su tutte le aree montuose dove si verificheranno rovesci e temporali localmente di moderata intensità che però questa volta si limiteranno a interessare solo i monti o al massimo le aree pedemontane. Da segnalare comunque che sui litorali tirrenici il cielo permarrà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari che durante la giornata tenderanno a divenire poco mossi, venti mediamente dai quadranti occidentali deboli sul Tirreno, da nord deboli o al più moderati sullo Ionio Crotonese e Golfo di Taranto, di direzione variabile sul basso Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata.